Sì, anch'io. Perfetto, ci siamo. Bene, allora dovremmo essere in diretta Facebook e saluto ovviamente chi ci sta seguendo. Purtroppo siamo, diciamo così, obbligati a rivoluzionare il nostro sistema anche di incontro e quindi non più personalmente, ma solo ed esclusivamente via web e attraverso i social, che però stanno facendo un lavoro straordinario di informazione. Quindi la politica si fa anche così. Ringrazio gli ospiti di questo incontro, che sono il professor Andrea Crisanti, la deputata onorevole Beatrice Lorenzin, già ministro della sanità, amica, e quindi voglio dire sono molto felice di ritrovarla qui dopo la sua esperienza che l'ha vista coinvolta direttamente diciamo così, con il Covid purtroppo. La collega Anna Maria Bigon, consigliera regionale del Veneto e vicepresidente della Commissione Sanità, e poi ci raggiungerà anche Alessandro Bisato, che è già sindaco di Noventa Padovana e presidente della conferenza dei sindaci dell'USL. Bene, questo dibattito l'abbiamo voluto per creare un ulteriore spazio di approfondimento tra di noi sul tema Covid, evidentemente, sulla situazione generale, ma con un focus per quanto riguarda il Veneto, quindi la situazione nella nostra regione, che ricordiamo è una delle poche regioni rimaste del colore giallo, e quindi vedremo perché diciamo, siamo tra i pochi ad avere diciamo, questa caratteristica. La pandemia ha determinato sicuramente un cambio di passo radicale anche da parte dell'Europa, e quindi l'Europa, causa Covid-19, ha cambiato passo. La fragilità dimostrata dai sistemi sanitari nazionali ha infatti stimolato una presa di coscienza maggiore sulla necessità di prevedere una uniformità di azioni e anche una regia forse europea, al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini, l'accesso ai medicinali, al vaccino, per esempio in questo caso anti-Covid, e anche alle cure. E finalmente la Commissione, e questa è una notizia secondo me molto rilevante, la Commissione ha avviato la procedura per avviare la cosiddetta Unione Europea della Salute, proprio per garantire dei sistemi sanitari nazionali più forti, più efficaci, utili ai cittadini, ma anche a chi lavora nella sanità e quindi agli operatori sanitari. Non ci nascondiamo che il sistema nazionale, anche italiano, ha dimostrato fragilità straordinarie, e quindi il dovere dell'Europa è anche quello di stimolare attraverso risorse adeguate, diciamo, un'efficienza e una ristrutturazione dei nostri sistemi, e diciamo così le risorse messe a disposizione dell'Europa del cosiddetto MES, i 36 miliardi, dovrebbero a mio avviso essere utilizzati anche per questo. Comunque sono state, diciamo così, mobilitate risorse ingenti anche da parte diciamo delle istituzioni europee nei confronti, devo dire, della pandemia in generale, quindi per dotare gli stati di tutti i dispositivi medici che all'inizio erano assolutamente carenti, ma soprattutto per il Covid, per il vaccino, diciamo, anti-Covid. Sappiamo che Pfizer, questa grande azienda farmaceutica americana, ha svolto già una sperimentazione importante, è arrivata ad uno stadio avanzato, la cosiddetta fase 3, cioè vuol dire che siamo alla produzione del vaccino, e la Commissione europea ha già sottoscritto un contratto per l'acquisto di 300 milioni di dosi, perché l'obiettivo dell'Europa è quello di distribuire il vaccino gratuitamente a tutti i cittadini europei, certamente però con una priorità. Cioè prima andrà distribuito agli operatori sanitari, ai medici, alle forze di polizia, e poi via via ai soggetti più fragili. Non a caso, proprio 2 giorni fa, la commissaria europea Stella Kyriakides ha infatti detto in Commissione Salute che lei ha chiesto già agli Stati di presentare entro il 30 novembre uno schema, un piano operativo che preveda diciamo, le infrastrutture con le quali conservare il vaccino e anche distribuirlo. Venendo a noi,
la situazione del Veneto e Anna Maria Vigon è diciamo un esponente importante del Partito Democratico, neoeletta in consiglio regionale ed è stata appunto diciamo così eletta ad essere vicepresidente di una commissione, la commissione forse più rilevante in questo momento, che è la Commissione Sanità. E il Veneto presenta un modello sicuramente virtuoso, che è un modello socio-sanitario voluto da una donna importante quale è stata Tina Anselmi e un sistema che vede l'integrazione e la sinergia tra la sanità, la cooperazione sociale, il terzo settore, dove la salute non è solo cura della malattia, ma equilibrio psico-sociale attraverso la protezione di soggetti più fragili da parte di tutta la comunità che se ne fa carico. Quindi chiederei ad Anna Maria di fare una breve, diciamo, presentazione di quello che lei nota e qual è il suo punto di vista per quanto riguarda le problematiche e la situazione attuale del Veneto. Grazie. Grazie ad Alessandra Moreta, grazie a tutti voi ospiti e a tutti quelli che ci seguono. Allora, il Veneto. Prima di tutto volevo fare un attimo un'analisi di quella che è la situazione attuale anche sul aspetto strutturale. Noi ordinariamente abbiamo 495 posti di terapia intensiva nel Veneto. Con l'emergenza Covid, quest'ultimo piano, siamo passati a 1100 posti letto. Indipendentemente dal numero di posti letto, però, c'è da dire che mancano i medici. Quindi mancano i medici di terapia intensiva, mancano i medici per quanto riguarda la subterapia intensiva e cosa succede? Succede che attualmente la Regione Veneto cerca di trasferire i medici negli altri reparti alle terapie intensive con un corso di formazione. Noi sappiamo che la specialità invece conta tantissima formazione in tal senso. Dopodiché hanno sospeso appunto da una settimana a questa parte, martedì scorso, tutte le attività che possono essere rinviate, quelle dai 30 ai 60 giorni in poi, per cui automaticamente nei nostri ospedali per la maggior parte viene seguito esclusivamente quello che è l'aspetto Covid. Ogni provincia ha un ospedale Covid, ma di fatto quasi tutti gli ospedali, e parlo dell'USL 9 ma anche delle altre USL, sono occupate in buona parte per quanto riguarda l'emergenza Covid. Hanno chiesto la collaborazione ai medici di base per quanto riguarda l'effettuazione dei tamponi, perché anche i tamponi sono un altro problema, nel senso che abbiamo molte attese, anche in media 10 giorni per poterlo fare. Hanno chiesto pertanto la Regione ai medici di base di poter collaborare, 1150 comunque li stanno facendo su 3100 quelli che sono i medici di base all'interno della Regione Veneto, che stanno aspettando però in buona parte ancora i tamponi, nel senso che circa 200.000 tamponi arriveranno a breve presso i medici di base. Hanno aderito soprattutto quelli che hanno la medicina di gruppo che la Regione nel frattempo ha supportato, ed è una piccola parte rispetto ai medici di base in generale. Medicina di gruppo significa quelli che comunque hanno il supporto dell'infermiere, hanno il supporto anche di altri colleghi, sono più medici all'interno dello stesso gruppo e quindi hanno una potenzialità maggiore. Perché? Perché di fatto, essendoci una carenza anche non solo di medici ospedalieri e di infermieri, ma anche di medici di base, fondamentali in questa ovviamente pandemia, succede che tutti i medici che rimangono sono al massimo dell'utenza, quindi hanno 1500 pazienti. Significa che difficilmente riescono, da una parte per i vaccini antinfluenzali e dall'altra per i tamponi, riescono ovviamente a far fronte a tutte le esigenze. Teniamo presente che il governo ha finanziato e dato la disponibilità economica alle regioni di attivare le USCA, che sono unità speciali a supporto dei medici di base proprio per l'esigenza di fermare a domicilio l'eventuale caso positivo, in modo tale che questo non si arrechi in pronto soccorso e vada a intasare il pronto soccorso. Le USCA appunto sono composte da medici, infermieri e personale proprio per supportare il medico di base in questa fase, però le USCA in regione, che dovrebbero essere circa 100,
ogni 50.000 abitanti sono 45 in tutta la regione Veneto. Per cui effettivamente il medico di base è limitato anche nel supporto da parte loro. E di conseguenza abbiamo un intasamento anche di pronti soccorsi. È saltato il tracciamento di per sé, il fatto di non aver usufruito, quantomeno goduto, tra virgolette, dei mesi estivi dove c'era quasi l'azzeramento dei casi e quindi aver programmato l'autunno in modo magari più corretto, più di prevenzione, tipo ad esempio, penso all'autobus, no? Sono state aperte le scuole, ma abbiamo avuto un grande problema con gli autobus scolastici pubblici, strapieni, strafollati, come nulla fosse successo, come lo erano prima della pandemia, quindi con niente di fatto. Molti assembramenti nelle città, nei paesi, nei bar. Per cui cosa succede? Succede che ci siamo trovati con numerosi casi, saltato il tracciamento per la carenza di personale da una parte e dall'altra appunto perché i casi erano tantissimi, ma anche per la difficoltà dell'isolamento presso le abitazioni, perché di fatto si sono formati di piccoli cluster all'interno proprio delle abitazioni, perché l'abitazione non ha potuto isolare i propri familiari. Cosa succede? Che adesso partiamo con gli hotel, però insomma siamo nel bel mezzo della seconda ondata e quindi magari facciamo fatica adesso a riprendere in mano la situazione. E poi anche e soprattutto riconfermo proprio la carenza di medici che ha colpito, è vero, tutta Italia, però è altrettanto vero che anche la regione ha una responsabilità nel momento in cui avrebbe potuto sicuramente aumentare quelle che sono le borse di specializzazione. Teniamo presente che il servizio pubblico deve essere aumentato. Noi abbiamo avuto un progressivo depotenziamento di quello che è la struttura pubblica e gli ospedali pubblici. E spesso a favore appunto delle convenzioni con strutture private. Di per sé la pandemia viene supportata quasi esclusivamente da queste strutture pubbliche, in carenza di medici, in carenza di infermieri, in carenza di ossa per quanto riguarda le case di riposo e quindi in carenza anche di un territorio dove appunto la medicina di base doveva forse essere integrata molto prima. E quindi questo dovremmo fare come regione, integrare e trovare ogni rimedio per assumere ancora di più. Ecco, penso di aver usato il tempo, ma se ci sono altre richieste, grazie. Grazie Anna Maria per la tua presentazione molto efficace e diciamo anche circoscritta. Io credo che adesso l'intervento di Alessandro Bisato, che saluto, sindaco di Noventa Padovana, presidente della conferenza dei sindaci dell'USLE di Padova, che ricordiamo raccoglie oltre 1 milione di abitanti, quindi è probabilmente l'USL più estesa in Veneto. Alessandro è già, ovviamente, scusate, anche segretario del Partito Democratico del Veneto. Hai appena avuto un incontro importante con i sindaci che ovviamente hanno espresso in questi mesi preoccupazioni e svolgono come sempre un ruolo in trincea molto importante, perché sono e rimangono un punto di riferimento molto forte per i cittadini, ma come sappiamo stanno esprimendo una serie di dubbi, perplessità e preoccupazioni sul tracciamento, sul tema vaccino anti-influenzale, perché anche quella è una partita estremamente rilevante, al rapporto con i medici di base, quindi hanno espresso tutta una serie di problematiche in un contesto sicuramente, come dicevamo prima Alessandro, di integrazione del modello sociosanitario, che è tipico del Veneto, che però ricordiamo ha subito un tentativo di smantellamento nel corso della legislatura regionale passata, che soltanto come dire, la tenacia, la forza e la persistenza anche del Partito Democratico e dell'opposizione in Consiglio regionale ha fermato, perché oggi continuiamo a parlare, no, del rafforzamento di questo sistema territoriale, della necessità di rafforzare il sistema territoriale, ma sappiamo bene che l'idea iniziale del governatore non era certamente questa. Quindi ti cederei la parola proprio per un tuo punto di vista, che però è il punto di vista dei nostri sindaci. Grazie.
Grazie a te Alessandra, saluto e ringrazio il Parterre Leroy che, come dire, insieme a me stasera è qui in diretta, quindi l'onorevole Lorenzin, il professor Crisanti, Anna Maria Bigon, che abbiamo capito deve presidiare il tema in quinta commissione, che è in questo momento forse la commissione più importante in Regione del Veneto. Tu hai ben introdotto e io mi sento di dire che in questo momento i sindaci, al di là delle appartenenze, in particolare anche in questo territorio, anche se qualche volta avrebbero tantissimi buoni motivi per mettersi di traverso rispetto a, come dire, gli editti pubblici e la realtà privata dell'agire quotidiano nei nostri territori, svolgono a pieno un schema di leale collaborazione con gli organi dello Stato. Tu dicevi che io vengo appunto da una conferenza con gli altri 102 sindaci e devo dire che al di là delle appartenenze, ripeto, emergono sempre, noi l'abbiamo resa rituale di settimana in settimana per avere le indicazioni dalla direzione strategica dell'evolversi della situazione e portare le nostre istanze raccolte nel territorio. Mi permetterò poi di fare una sottolineatura brevissima su quello che anche tu dicevi, mi puoi darti del tuo Alessandro, e non vuole essere inopportuno e sgarbato per la conoscenza che abbiamo tempo. Dicevo, mi permetterò una puntatura di spillo rispetto a quello che il sistema sta permettendo qui in Veneto, cosa che non sarebbe stata più permessa se avessero proseguito nel declivio che portava a togliere del tutto il rapporto col territorio e a privatizzare progressivamente la sanità veneta. Perché? Perché nelle ultime settimane noi abbiamo segnalato 2 o 3 questioni che guarda caso sono di estrema evidenza, almeno dal mio angolo visuale. Il primo, i sindaci sono anche dentro uno schema statuale, il primo interfaccia con i cittadini e rappresentano anche l'autorità sanitaria locale. Allora ci siamo sorpresi che nell'elenco che ci veniva fornito una quindicina di giorni fa, poi cambiato in corso d'opera, avessimo un numero di positivi che era in assoluta controtendenza rispetto a quello che poi nei rapporti interpersonali con i nostri cittadini raccoglievamo dal vivere il territorio. Quindi l'abbiamo segnalato con forza, c'è stato subito un cambio di rotta perché, ripeto, non è attiene al grande mondo del tracciamento di cui il professore e l'onorevole Lorenzin magari poi entreranno in maniera ancora più scientifica di quanto possa fare io, che è estremamente importante, perché se in una prima fase con l'individuare i focolai si riusciva entro le ore successive, i giorni successivi, a tracciare veramente i contatti diretti e a stabilizzare in antena i casi, perdere di vista il tracciamento significa come dire, buttarsi con la macchina dentro la nebbia e non sapere cosa sta succedendo nel territorio. Quindi estremamente importante mantenere questo legame stretto col territorio, attiene anche al mondo dei rapporti che abbiamo il territorio con la regione, non propagandare cose che non si possono poi completamente fare. E allora se tu dici all'opinione pubblica che è bene farsi come dire, il vaccino anti-influenzale, ma non disponi del numero minimo per farglielo fare a tutte le categorie a rischio che già lo facevano gli anni precedenti e a tutte le persone che nel frattempo hai coinvolto in questa come dire, strategia di massa positiva per enucleare chi ha l'influenza da chi invece ha il Covid, allora stai commettendo un grossissimo errore, perché rischi di mischiare 2 categorie che devono essere il più possibile. Questo è un elemento che segnalo a chi ha competenze nazionali, che i nostri medici di base qui nel territorio sono stati costretti, obbligati a fare i tamponi o nel proprio studio o presso il domicilio o in locali messi a disposizione dagli enti locali. Tutti ci stiamo attrezzando in questa leale collaborazione tra organi dello Stato. Se però poi i kit che vengono dati ai medici di base stessi sono fino a poco ore fa di 20 per 1500 abitanti, capite che si esauriscono nel breve volgere di qualche giorno e quindi bisogna reintegrarli. E anche qui
non solo con la dotazione del commissario Arcuri, ma se mi permettete anche con una dotazione della Regione del Veneto che mi pare brilli ogni giorno per come dire, saper comunicare, ma bisogna anche concretamente mettere agli operatori gli strumenti che vengono propagandati. Chiudo allora, vista la rapidità e i flash che ci eravamo dati giustamente come interlocutori. Perché dico che il territorio è talmente fondamentale per cui il Partito Democratico, come abbiamo già detto anche in campagna elettorale, proporrà del servizio sanitario, e così come anche ci sono delle buone novità dalla riforma delle ULSS in Veneto, perché è stata ad esempio sono stati razionalizzati gli acquisti. Però togli i sindaci con i direttori quella che sta stata in crisi in queste settimane. Abbiamo dei problemi di audio. Prima di tutto sono imbevuti. Allora, quando succede così, significa che gli strumenti elettronici ti stanno dicendo che devi volgere al termine il tuo intervento. Butto in battuta perché come dire, mi spiace che non si sia sentita una parte di quello che andavo dicendo. Spero almeno dell'interlocuzione finale, che era: noi proporremo a schiena dritta, nella maniera più consapevole, dopo le varie interlocuzioni che i nostri consiglieri regionali già stanno facendo e faranno nei prossimi mesi, ripeto, un sistema di riforma della riforma. Serve al sistema veneto per rimanere glorioso come lo conosciamo, intessuto, imbevuto delle tante cose che tanti uomini e donne nel Veneto hanno fatto da 30 anni a questa parte. Grazie ancora per la possibilità avuta. Grazie Alessandro, è stato chiaro il messaggio che hai voluto darci come tuo ultimo flash di intervento. Professor Crisanti, allora intanto mi faccia dire che è veramente un piacere poter condividere la sua esperienza, la sua voce insieme ad amici come Beatrice, Alessandro e Anna Maria, e ovviamente a tutto il pubblico che ci sta seguendo. Lei è un microbiologo, è un accademico, e la ringrazio davvero a nome di tanti per il ruolo che ha svolto e continua a svolgere anche nell'ambito di questa terribile stagione che sta vivendo il mondo intero. Grazie ad una squadra internazionale di collaboratori, lei ha realizzato un lavoro fondamentale riconosciuto a livello globale per arginare la pandemia, ed è quindi questa un'occasione per rinnovarle la nostra fiducia e anche però la nostra gratitudine, perché non è facile metterci la faccia, esporsi in prima persona, quindi davvero io sono molto felice che lei sia qui stasera. Lei è stato il primo, devo dire, a suggerire il potenziamento del tracciamento attraverso anche un servizio di analisi on the road per intercettare il numero più alto possibile di asintomatici, anche e soprattutto di asintomatici, che sono quelli che non sanno di avere il virus, ma che contagiano anche altre persone. Oggi siamo passati a 200.000 tamponi al giorno. C'è stato quindi un incremento significativo del numero di test. Si parla di tamponi rapidi, addirittura il presidente Zaia ha provato su di sé in diretta il tampone fai da te. Ecco, con la schiettezza che lo ha sempre contraddistinto e con la chiarezza che appunto la distingue. La mia prima domanda è: qual è il livello di affidabilità che oggi hanno questi tamponi? E effettivamente non c'è il rischio di far saltare il sistema di tracciamento
se ci affidiamo alla onestà, all'affidabilità, al senso di responsabilità dei cittadini, perché prima parlavamo del primo caso in Veneto, di uno dei primi casi di quell'imprenditore veneto di Vicenza che è ritornato dalla Serbia, ha contagiato decine di persone, ha infettato decine di persone, non volendo appunto, no, starsene a casa come avrebbe dovuto, mettendo in sicurezza se stesso e gli altri. Quindi la mia prima domanda, professore, è proprio questa. A lei la parola. Deve sbloccare il microfono. Aspetti. C'è un problema di microfono del professore, se glielo sbloccate voi oppure se deve sbloccarlo lui. Ecco fatto, ce l'ho Eccolo. fatta. Molto bene, molto bene. Allora, innanzitutto, onorevole Monetti, io la ringrazio tantissimo per l'invito, è veramente un grande piacere poter condividere con voi l'esperienza che abbiamo fatto qui in Veneto. E mi congratulo con Anna Maria Bigonne per essere stata eletta vicepresidente della Commissione. Sono veramente contento di vedere Alessandro Bisatto, ho partecipato a un incontro con lui a 90 e mi fa veramente piacere fare conoscenza dell'onorevole Beatrice Lorenzin. Ecco, quindi per me, mi sento quasi in famiglia. Ecco, riguardo alla questione che lei ha posto, sicuramente c'è una grande esigenza di fare diagnosi attraverso strumenti che sicuramente sono anche i tamponi rapidi e i tamponi molecolari. Certo, più se ne fanno chiaramente e più si intercettano persone potenzialmente asintomatiche e chiaramente si elimina la capacità di trasmissione. Tuttavia bisogna anche capire che i tamponi e questo approccio, cioè di intercettare praticamente gli asintomatici nell'ambito delle interazioni della persona che sta male, di fatto sono tanto più efficaci quanto minori sono il numero di casi. Noi in questo momento con 35.000 casi in Italia, 200.000 tamponi, obiettivamente, tanto per essere schietti, è una pezza calda. Parliamoci chiaro, ecco. Cioè, noi dobbiamo pensare che ognuno di noi vive in una specie di spazio tridimensionale di interazioni, proprio come con diversi piani, come fosse un edificio, no? Quindi abbiamo il piano della scuola, abbiamo il piano degli amici, dei vicini di casa, del lavoro, dei compagni di scuola, dei nostri figli, con interazioni sia orizzontale che verticale, cioè come se ci muovessimo in questo spazio e con un ascensore ci muoviamo su tutti questi piani. Se c'è qualcuno che sta male là dentro, sicuramente la catena di contagio bisogna intercettarla là dentro. Là dentro c'è chi ha passato l'infezione, eventualmente ci sta qualcuno che a valle è stato infettato. Se noi testiamo tutte queste persone, che è una cosa diversa dal contact tracing, ma si chiama network testing, noi di fatto abbiamo una elevatissima probabilità di bloccare la catena di contagio, perché di fatto poi che facciamo? Facciamo esattamente quello che abbiamo fatto a voi, prendiamo i positivi e li teniamo a casa, e funziona. Vi assicuro che funziona. In questo modo è possibile bloccare per il 98% la capacità di trasmissione del virus. Ora è chiaro che questo però ha bisogno di un supporto di conoscenze, di sapere chi sono i positivi, di identificare appunto questi spazi di interazione. E qui vengo sui tamponi rapidi. Sicuramente i tamponi intercettano un bisogno quasi disperato della gente di agibilità sociale, di organizzarsi con gli amici, con i parenti, e quindi chiaramente uno egoisticamente pensa: no, ma questa è una bellissima idea, così mi posso relazionare con le persone che sono più care. Però chi li ha proposti sicuramente ha avuto la visione di intercettare questa esigenza, però ha trascurato completamente l'impatto sociale che questo tipo di strumento potrebbe avere, perché a questo punto si perderebbe completamente la tracciabilità
e di fatto andremmo nella nebbia, perderemmo praticamente quello che chiamiamo così il cruscotto dell'epidemia, tutti gli indicatori, tutti questi numeri che noi vediamo ogni giorno, cioè il numero dei casi, il numero dei tamponi, dove si distribuiscono nel territorio e tutto. Quindi praticamente saremmo nell'assoluta incapacità di implementare misure a livello locale e nazionale e di modularle. Ecco, quindi io penso che questi tamponi rapidi di fatto sono peggio del rimedio al quale si vuole dare una risposta. Molti dicono, ah, ma è meglio di niente. No, non è vero che è meglio di niente, perché questo rimedio di fatto è peggio del problema, perché impedisce ai medici, impedisce all'Istituto Superiore di Sanità e alle regie di controllo dell'epidemia di pianificare una risposta, fondamentalmente. E guardi, io non voglio minimamente discutere sulla buona fede dei cittadini, perché sono sicuro che la maggior parte diligentemente cercheranno di telefonare ai numeri verdi, li troveranno occupati per giorni, poi dovranno fare il tampone di conferma, poi dovranno fare il tracciamento magari dopo una settimana, dopo 10 giorni, cioè già mi immagino il caos che verrebbe generato dall'introduzione di questi tamponi rapidi. Quindi sono sicuramente una misura che definirei demagogica, perché di fatto intercetta i bisogni del singolo, egoista del singolo, ma di fatto ha una componente distruttiva dal punto di vista sociale che secondo me è sottovalutata e anche un po' complessa da spiegare, purtroppo. Senta professore, e quindi lei conferma che, diciamo, il tampone rapido va sì a, diciamo così, intercettare un bisogno, e tutti noi sappiamo il desiderio che abbiamo di ritornare ad una normalità anche relazionale, certamente, ma il rischio di far saltare il sistema di tracciamento, diciamo, è evidente. L'altra domanda che vorrei sottoporle è questa: si prevede che la curva, diciamo, duri dai 70 ai 90 giorni. Volevo sapere da lei se questa previsione è attendibile e quando lei pensa possa iniziare la discesa della curva. Beh, guardi, dobbiamo tutti quanti noi pensare che durante la trasmissione del virus si stabilisce un sistema di equilibrio, chiamiamolo così, instabile. Da una parte c'è la capacità del virus di trasmettersi, che sfrutta il comportamento sociale della popolazione, e dall'altra parte ci sono le misure che noi cerchiamo di mettere in campo per ostacolarne la diffusione, che vanno dall'identificazione degli asintomatici al distanziamento sociale, alle mascherine e così via. E a un certo punto si stabilisce un equilibrio che viene perturbato. Per esempio, noi quando abbiamo iniziato a riaperto le scuole e abbiamo riniziato tutte le attività produttive, l'abbiamo perturbato questo equilibrio, perché abbiamo dato al virus più possibilità di trasmettersi. Dall'altra parte della bilancia non abbiamo saputo rispondere con misure adeguate di contrasto, e quindi praticamente il virus ha incominciato a diffondersi. Adesso stiamo cercando di riprendere il controllo della situazione, quindi come? Con misure di distanziamento sociale e con misure, chiamiamole così, di prevenzione di trasmissione, come possono essere le mascherine. Quindi a questo punto vediamo che da diversi giorni, da circa 4-5 giorni, in qualche modo il numero dei casi è rimasto costante, andiamo sui 30.000, 35, 34.000, così oscilla di giorno in giorno. Quindi probabilmente stiamo in una situazione di nuovo di equilibrio, certo a un livello molto più alto, però si è stabilito questa situazione di equilibrio. Ora, per farlo non sappiamo a questo punto se le misure adottate sono sufficienti a far pendere la bilancia dalla parte del controllo. Quindi penso che dovremmo aspettare probabilmente ancora una settimana per capire, perché altrimenti la possibilità è che rimaniamo a livelli alti per parecchio tempo, e chiaramente questo poi c'ha un prezzo da pagare, e il prezzo da pagare lo vediamo ogni giorno con questo numero di morti che effettivamente è alto. Ecco, questo ecco, noi dobbiamo capire questo, che
tra noi e il virus si stabilisce un equilibrio, e il livello a cui si stabilisce questo equilibrio dipende da quello che facciamo, dalle opportunità che diamo al virus di trasmettersi e da quello che facciamo per impedirgli di trasmettersi. E quindi chiaramente se uno ha in mente questo processo dinamico, chiaramente riesce anche a capire in che situazione uno si trova. Quindi nel momento attuale non sappiamo se le misure attuali sono sufficienti appena per contrastare la diffusione del virus sulla base di tutte le opportunità che noi stiamo dando al virus di trasmettersi, perché tutte le attività produttive, o perlomeno la maggior parte, sono ancora in corso, le persone ancora si incontrano, quindi c'è opportunità al virus di trasmettersi. E poi ecco, c'è un'altra cosa che bisogna anche magari prendere atto, che io molto spesso sento, gli italiani devono mettere la mascherina, gli italiani devono stare attenti. Guardi, è impossibile che 60 milioni di persone stanno attente 24 ore al giorno per 2 mesi. L'opportunità di trasmissione al virus gliela daremo sempre. Io sono circondato da persone che mi dicono: ci sono stato attentissimo eppure mi sono infettato. Perché? Perché involontariamente facciamo errori. Guardi, io sono uscito 2 o 3 volte di casa senza mascherina, sono ritornato di corsa a prendermela, qualche volta me la levo male. Non è normale questo. Quindi le mascherine e il distanziamento da soli non bastano. È per questo che avevo proposto, tra altre cose anche 2 o 3 mesi fa, di creare un piano di sorveglianza nazionale che in qualche modo cercasse di unificare i diversi approcci delle regioni. Perché? Per fare più tamponi e dare più possibilità, quando i casi erano ancora pochi, di aggredire ogni singolo caso e praticamente bloccare la trasmissione. Perché poi a un certo punto noi ci dobbiamo porre un'altra domanda. Supponiamo che passiamo oltre il Natale e poi magari riusciamo anche ad abbattere i casi. Il problema fondamentale è come facciamo a tenerli bassi e riprendere una vita normale. Questa è la domanda che ci dobbiamo porre, tutti quanti. Perché il vaccino verrà, ma prima che il vaccino avrà un impatto, passeranno mesi, sperando che questi vaccini poi sul campo mantengano le promesse di questa sperimentazione iniziale. Quindi, professore, lei sostanzialmente sta ribadendo, perché non è la prima volta che la sentiamo appunto dare dei suggerimenti, diciamo, importanti, sta ribadendo l'azione fondamentale del tracciamento e quindi della massiccia, diciamo così, il massiccio uso di test, quindi test molecolari a questo punto, da quello che capisco, che sono quelli appunto più attendibili e affidabili, ma anche un controllo maggiore sul territorio affinché le persone rispettino le norme e le regole. Questo credo che sia un po' quello che lei voleva dire. Sì, certo, vorrei anche magari fare un po' di chiarezza sull'uso di questi tamponi, perché adesso ce ne stanno tanti e quindi magari vale la pena anche dire 2 o 3 parole. Allora, questi test diagnostici possono fondamentalmente essere utilizzati per 4 scopi. Il primo è la diagnosi. Una persona sta male, si presenta dal medico in ospedale con una sintomatologia e magari sta male da 3-4 giorni, quindi questa persona molto probabilmente c'è una carica virale importante e la diagnosi in questi casi può essere fatta o col test molecolare o col test antigenico, perché il test antigenico ha una sensibilità sufficiente per intercettare le persone che stanno male con carica alta, va bene? Dopodiché il test può essere utilizzato come strumento di prevenzione, cioè creare una barriera tra la società e, diciamo, un ambiente che si vuole proteggere, per esempio i malati in ospedale o le RSA. È chiaro che lì, in quel caso, c'è bisogno di un test estremamente affidabile e con una sensibilità elevata, e in questo caso gli antigenici purtroppo non ce l'hanno questa sensibilità, perché nel migliore dei casi hanno una sensibilità che va dal 65 al 75%. Questo significa che su 10 positivi se ne perdono 2 o 3, ed è chiaro che se quello che vogliamo proteggere ha un alto valore, tipo per esempio gli ospiti delle RSA, non è questo lo strumento da utilizzare.
oppure se noi vogliamo proteggere i degenti in ospedale, di nuovo non è questo lo strumento da utilizzare. Poi può essere utilizzato per screening, quindi noi vogliamo capire, per esempio, in una comunità se c'è trasmissione virale. E allora, sicuramente qui il test antigenico trova la sua migliore applicazione, perché noi, per esempio, se vogliamo sapere se in una scuola c'è trasmissione virale, facciamo immediatamente lì sul posto il test antigenico e scopriamo che magari in quella scuola sono tutti negativi, e allora ci mettiamo l'anima in pace. Ma se in quella scuola, per esempio, troviamo 10-15 positivi, e allora ci poniamo il problema di non averli presi tutti, perché il test antigenico non c'ha la sensibilità necessaria, quindi dobbiamo ritestarli tutti col test molecolare se vogliamo estinguere la trasmissione, a meno che noi vogliamo soltanto fare una fotografia che documenti la situazione. Poi può essere usato i test per abbattere la trasmissione e per eliminare completamente la trasmissione, quindi diciamo con misure di sorveglianza attiva. E in questo caso sì, i test antigenici e i test molecolari possono sinergizzarsi a vicenda, perché il test antigenico può essere utilizzato per, diciamo, abbiamo una città con 100.000 persone, facciamo con una certa trasmissione importante, si testa l'intera popolazione 2 volte consecutiva a distanza di una settimana e la trasmissione virale sicuramente si abbatte del 90-95%. Però, di nuovo, perché siccome questi test non hanno la sensibilità giusta, hanno fatto passare attraverso le maglie ancora persone che sono in grado di trasmettere, però sono molte di meno. E quindi su questi pochi casi possiamo riattivare e buttare tutta la forza se nel frattempo abbiamo costruito la capacità di fare test molecolari e quindi fare sistematicamente quell'approccio di network testing intorno alla singola persona positiva che satura completamente la sua sfera di interazione. Allora, in questo caso passiamo dall'abbattimento della trasmissione all'azzeramento della trasmissione, praticamente COVID free. Ecco, bisogna saperli usare questi test perché hanno delle caratteristiche diverse e hanno delle prestazioni che si adattano a diversi obiettivi fondamentalmente. Vabbè, ecco, mi dispiace avervi annoiato con questa cosa. No, grazie invece per la profondità e anche la semplicità con cui lei riesce a spiegare, a divulgare concetti estremamente complessi. Questo è un merito, diciamo, che pochi hanno. Beatrice Lorenzin, collega, deputata, già ministro della Sanità, sei stata una delle più longeve, nel senso che hai avuto un dicastero che è durato per tanti anni, no? Nella precarietà della politica tu hai veramente svolto un ruolo incredibilmente sopra ogni limite, 5 anni e 3 mesi. Quindi davvero stoica, devo dire. Tu hai avuto, ovviamente, io ti conosco da tanti anni, hai avuto 2 meriti, ne hai avuti tanti, ma ne hai avuti 2 in particolare. Hai avuto il merito di aggiornare i livelli essenziali di assistenza. Era un aggiornamento, come dire, atteso per oltre 15 anni, che ha inserito 110 nuove malattie e numerose terapie. Ma ne hai avuto un altro che a me sta molto a cuore, quello dell'aver introdotto l'obbligatorietà dei vaccini. Tu sei stata bravissima, sei stata tenace, sei stata persistente e io ti ho molto sostenuta in quella battaglia, perché sappiamo che nel contesto italiano i movimenti no-vax hanno avviato campagne di disinformazione talvolta anche molto violente, che hanno colpito anche, diciamo, direttamente, no, le persone che hanno scelto di fare una politica davvero senza guardare, ecco, anche al pericolo che si poteva, diciamo così, incorrere a causa appunto di questi fenomeni. Ho 2 domande. La prima, Beatrice, è la sensazione che tu hai, che tu provi, le considerazioni che puoi fare dopo l'intervento del professor Crisanti, quindi ti lascio campo libero per commentare dal tuo punto di vista e dal tuo osservatorio privilegiato. E la seconda domanda però invece più specifica.
ed è questa: un prodotto come questo tampone fai da te, su cui il professor Crisanti ha espresso chiaramente la sua opinione, per diventare eventualmente un prodotto del Sistema Sanitario Nazionale, richiede il via libera dell'Istituto Superiore di Sanità. Ora, il presidente Zaia ha detto che questo via libera potrebbe essere, diciamo, dato in tempi molto molto rapidi. Ora, secondo la tua esperienza, in quali, diciamo, tempi può essere eventualmente ragionevolmente dato questo via libera? Quindi ti lascio il campo e eventualmente poi chiedo agli ospiti di intrattenersi per commentare se ci sono delle domande da parte del pubblico. Grazie. Allora, innanzitutto grazie per questo invito e per questa opportunità di confrontarmi tra l'altro con una platea così autorevole. Mi scuso perché, come vedete, il Covid mi lascia delle tracce, e questo è per dire a tutti che non è un'influenza banale, cioè quando te la prendi anche con una situazione non complessa della malattia, il post non è assolutamente una passeggiata. Questo lo dico perché così anche certe cose che abbiamo sentito in questi mesi spero che ce le siamo lasciate definitivamente alle spalle, considerando anche il dramma di questa seconda ondata. Allora, diciamo, l'intervento del professor Crisanti apre una serie di riflessioni. La prima è tutti gli errori, diciamo, di sottovalutazione fatti in questa prima fase, diciamo, nel passaggio tra il primo lockdown e la seconda ondata. Gli errori sono stati fatti da tutti, indubbiamente, e questo bisogna vederlo con uno spirito oggettivo, cioè bisogna capire il work in progress, mentre si gestisce un'epidemia di questo genere, dove si sono fatti gli errori, ma non per darsi una croce politica addosso, ma per evitare di continuare a ripeterli. Noi avremo, se tutto va bene, se tutto avviene nel più meraviglioso dei sistemi, noi avremo una situazione di ritorno ad una parziale normalità, cioè quindi con un vaccino presente, una terapia presente per il prossimo anno, cioè in questa stagione qui. Quindi noi abbiamo da gestire ancora faticosamente un anno a virus circolante. Questo tempo ci deve servire per fare delle cose ora e per evitare che errori commessi durante il periodo estivo di sottovalutazione ci portino a trovarci in questa situazione. Gli errori di sottovalutazione sono innanzitutto una frammentazione della linea decisionale. Le epidemie si gestiscono con una linea comando-controllo. Io lo continuo a dire da mesi perché mi sono trovata a gestire l'epidemia di morbillo, che non è paragonabile a questa, ma che già lì c'erano in sé tutte le debolezze e le fragilità del sistema della prevenzione italiano. Perché se i dipartimenti di prevenzione fossero stati dipartimenti centrali nell'amministrazione della sanità pubblica, con un coordinamento di tipo nazionale e un sistema di monitoraggio dei dati, con un recepimento immediato dei dati, con una piattaforma dei dati. Vi premetto che noi ancora non abbiamo l'anagrafe vaccinale, che abbiamo fatto in legge 3 anni fa e che oggi ci servirà come il pane per gestire e coordinare e monitorare la vaccinazione per i vaccini Covid. Quindi per farvi capire che questa fragilità va colmata adesso. Io credo che alla luce di questa esperienza sia necessario che, per quanto riguarda la prevenzione, che non è un problema solo italiano, noi abbiamo disegnato il nostro sistema sanitario su 2 fattori: acuzie e cronicità, non sulla prevenzione, perché è come se il tema della prevenzione l'avessimo rimosso dopo le ultime grandi epidemie. Pensiamo alla polio, pensiamo alla TBC, alla meningite, dopodiché noi pensavamo che queste cose le avevamo in parte superate e quindi la prevenzione è stata asciugata dal sistema sanitario. Le regioni, tra l'altro, puntate tutte sul tema dell'efficienza dei costi e sulla gestione delle terapie, hanno puntato su quello e i dipartimenti di prevenzione sono rimasti il fanalino di coda, un elemento sguarnito. In quest'estate la cosa che andava fatta, e le risorse c'erano, non era soltanto tutto il tema, che è inutile negare che è stato fatto un grande lavoro di sforzo sul raddoppio delle terapie intensive, l'acquisto dei reagenti, cercare il personale sanitario, ma noi dovevamo puntare al contact tracing.
alle cose di cui ha parlato adesso il professor Crisanti, cioè puntare in modo forte non soltanto all'acquisto dei tamponi e a strategie di misurazione. Mi ricordo che quando Zingaretti faceva il drive-in al ritorno della Sardegna veniva vista come una cosa strana, e invece in un certo senso in una metropoli difficilissima come Roma questo fatto di tracciare popolazioni a rischio, in quel caso andavi a cercare il positivo, ha avuto un successo che adesso vedremo se riusciremo a gestire. In questo contesto noi abbiamo bisogno che questi dipartimenti di prevenzione, che sono rimasti sguarniti, perché nel piano per la gestione delle pandemie di ottobre, che è stato lì nel corpaccione delle regioni italiane per 6 mesi, c'era già tutto. Allora, dobbiamo uscire dalla logica della politica della circolare, dove facciamo tutti i piani perfetti e poi non calano a terra, e farli calare. E dobbiamo partire da una ricentralizzazione del sistema di prevenzione. Io questo penso che sia necessario. Io avevo proposto all'epoca un'agenzia, che era l'Agenzia per il Virus, vi parlo di marzo, anche a livello europeo. Ma perché? Perché con l'esperienza e facendo ogni giorno seminari come questi, con tantissimi scienziati, ricercatori, gente clinici che sono sul campo, queste cose emergevano. Allora, anche qui il Partito Democratico può avere una visione di propulsione anche rispetto a anche di avere il coraggio di fare delle scelte che possono sembrare molto impopolari, soprattutto in alcune regioni, ma che a noi, almeno per il profilo della prevenzione, ci servono, e ci servono adesso, perché poi da gennaio, speriamo che la curva si appiattisca, non è che il virus smette di circolare, potremo avere una terza ondata, una quarta ondata. Allora, se noi vogliamo evitare la terza ondata e la quarta ondata che ci sdraiano sul piano economico, dobbiamo trasformare le ondate in piccole onde che possiamo contenere anche col sistema dei colori e dei parametri, ma quando abbiamo riorganizzato in modo tempestivo, anche in modo creativo, perché se non abbiamo il personale sanitario, perché non ce l'abbiamo, perché non laureiamo tutti in 3 giorni, utilizziamo altro tipo di personale, utilizziamo i volontari, utilizziamo i laureandi, cioè creiamo e formiamo delle professionalità che ci aiutano in questa fase, che è una fase di guerra. La differenza è che adesso abbiamo una deadline, cioè una linea di uscita, dobbiamo resistere un anno, ma siamo in una fase di guerra, dove invece di buttarci le bombe abbiamo un nemico oscuro che si chiama virus. Questo lo dico anche perché rispetto a Zaia, che come hanno sempre questa cosa della prima la regione, la territorializzazione, l'identità di essere gialli, verdi, rossi, quando invece qui dobbiamo mettere in campo un sistema che ci permetta di tracciare i dati, avere i dati per fare valutazioni epidemiologiche. Lo dico al sindaco e al presidente Alessandro, di coinvolgere i sindaci pienamente in questa operazione, perché poi quando torneremo a una fase non normale ma più di quiete, dovremo capire come valutare l'andamento di misure che vengono calate in realtà territoriali, anche proprio per conformazione geologica o per la vita della città, in cui una misura va applicata in un modo diverso, oppure un sindaco lo sa dove si va a riunire la gente, la vede come impiegare i vigili urbani, come impiegare, se serve, l'esercito. Anche qui, se ti servono i tendoni della Croce Rossa, non è un delitto. Dobbiamo collaborare tutti per realizzare ospedali Covid, luoghi di ospedalizzazione e via dicendo. Quindi questa è un'impostazione che ovviamente cozza con l'impostazione federale. Cozza, ma qui non c'è da mettersi una bandiera. Io sono veneto, io sono romano, io sono emiliano. C'è da fare quello che serve fare. E oggi, per gestire questa epidemia ora e gestirne la prossima che arriverà sicuramente, noi il sistema della prevenzione lo dobbiamo reimpostare. Come dobbiamo reimpostare i nostri ospedali e le nostre strutture rispetto alla resistenza alle infezioni, perché ci sono anche le infezioni, e ai virus, che sono l'altro grande fronte che dovremo affrontare. Sull'uso dei tamponi di cui parlava Crisanti, io credo che nella fase in cui noi siamo ritornati a una dimensione più normale, qui sarebbe molto interessante provare a fare un'operazione come quella giapponese. Non prendo neanche a confronto Corea e Vietnam, che hanno sistemi democratici diversi dai nostri, ma cercare i superdiffusori, no? Cercare di andare ad acchiappare queste aree laddove possiamo provare a riabbattere
il virus prima che, diciamo che si ripresenti in modo così forte. Però questo è un lavoro per gli epidemiologi, cioè noi politici dobbiamo seguire quello che ci dicono gli epidemiologi, perché è veramente l'epidemiologia una scienza esatta, anche se si sta confrontando con un virus misterioso dove ogni giorno ne scopriamo qualcuna diversa, però su questo dobbiamo anche fare affidamento e abbassare questo livello di conflittualità veramente orribile. Cioè questa cosa di questi periodi tra regioni è stata veramente assurda. Cioè l'unica preoccupazione dovrebbe essere garantire la sanità, la salute delle persone, che significa anche garantire l'economia dei territori, perché se poi ti salta un territorio dal punto di vista sanitario ci metti mesi e mesi per recuperare e l'economia va a ramingo. Sui medici di medicina generale, io ve lo dico, io sono stata promotrice di un'azione fortissima perché i medici di medicina generale si assumessero pienamente la responsabilità di una funzione di public health in questa fase. Noi non ce la possiamo fare senza che loro facciano il loro, poi cerchiamo di capire come aiutarli, ma se no non ce la facciamo. Cioè quello che è successo con il TAR del Lazio è una cosa vergognosa, vergognosa, e spero che la Regione Lazio faccia ricorso al Consiglio di Stato e che lo vinca. E vi spiego perché. Tu puoi utilizzare, nel Lazio abbiamo 300 USCAR, non ce ne abbiamo uno ogni 50.000, abbiamo superato questo numero grazie a volontari che hanno aderito a questo progetto. Ma quando tu hai in una città 65.000 persone a domicilio, 65.000, quante dovrebbero essere le persone dell'USCAR? Dove li prendiamo? Dovrebbero essere molte di più, 65.000 persone da seguire. Allora lì devi avere un sistema in cui il medico di famiglia si prende carico dei suoi 1.500 pazienti, viene aiutato fornendogli delle dove fare eventualmente visita fuori dallo studio, se lo studio è in un luogo decongestionato, gli si crea un micro team di supporto, ma la presa in carico dei pazienti cronici e diciamo un pre-screening dei pazienti sospetti Covid, che può essere fatto anche in una terza parte, deve farlo lui, con persone che lo aiutano, certamente non da solo, ma deve farlo lui, perché altrimenti non ce la si fa. E perché io non so come va nel Veneto, ma a Roma, accanto al medico eroico che tu lo chiami al telefono e perché tua mamma sta male la va a visitare, c'è tanta gente che ti dice c'è 38 di febbre, chiama l'ASL. Chiama l'ASL, neanche ti mettono in contatto con la struttura. Allora io sono una che ha difeso il ruolo della medicina di famiglia e della pediatria di libera scelta in tutti i modi, ma il comportamento che alcune parti di sindacato stanno avendo in questa fase non è compatibile con una situazione di guerra, dove noi stiamo chiamando i laureandi, gli specializzandi, persone senza professionalità, li stiamo formando, i volontari che vengono a fare i tamponi ed aiutare. Allora noi abbiamo bisogno di questo pezzo della sanità che è in questo momento convenzionata, che ha un rapporto con le singole regioni, ma che deve essere munita degli strumenti necessari. Io vi dirò anche delle risorse economiche. A questo punto ci siamo indebitati, non può essere questo il problema economico, ma abbiamo bisogno che loro si prendano carico dei loro 1.500, perché li conoscono, perché sanno chi è a rischio, perché sanno a chi devono mandare le USCAR, perché sanno a chi deve essere fatto il tampone, perché conoscono anche la dinamica del paziente. E questo è importantissimo perché le persone non siano sole quando sono malate. Tra l'altro rischiamo un'epidemia delle altre malattie adesso, di tutte le altre malattie croniche che in questo periodo sono oggettivamente trascurate. L'ultima cosa la dico sul trasporto scolastico. Il trasporto, anzi la penultima, noi abbiamo visto che l'epidemia nella scuola si sovrappone, adesso ho visto anche i dati dell'istituto, ma uno dei principali fattori di rischio è il trasporto. Allora lì l'organizzazione, stiamo pagando la cassa integrazione a un sacco di gente, questa è un'organizzazione regionale, recuperare tutti coloro che hanno i mezzi per il turismo, e il Veneto sicuramente ce n'ha tanti, e a quelli affidare il sistema del trasporto scolastico, io vi direi anche gli NCC che tanto non lavorano, questo ci permetterebbe già di risolvere un grande tema dell'affollamento e
questo nella seconda fase, cioè nel momento in cui noi ora ritorneremo alla normalità, per prevenire anche la terza onda. Ecco, questi sono gli errori che secondo me vanno recuperati, e nel frattempo preparare un piano nazionale vaccini che deve avere un'impostazione sanitaria, non la possono fare terze persone, per decidere chi va a comprare i vaccini. Lo diceva prima bene Crisanti, noi sappiamo che ce ne sono già 5 o 6 diciamo, su cui la Commissione europea sta facendo acquisti, arriveremo probabilmente a una decina. E quali scegliamo per l'Italia in base alla tipologia di persone che noi dobbiamo vaccinare, in base all'arrivo, all'efficacia, dove vacciniamo e chi vaccina, perché un fatto è vaccinare con tutte le difficoltà 400.000 bambini l'anno, un altro fatto è vaccinare 30-40 milioni di persone, cioè stiamo parlando di numeri pazzeschi, e su questo ci giudicheranno, lo dico ad Alessandra, quando l'Europa tornerà alla normalità sul piano dei parametri economici, ci valuteranno sulla nostra capacità di realizzare il recovery plan e sulla nostra capacità anche di aver effettuato i vaccini, che diventa un parametro anche di natura economica e non solo sanitaria. E qui mi taccio. Grazie. Grazie a Beatrice, condivido No, assolutamente con te. Mi senti? Mi sentite tutti gli altri o è un problema del mio audio? Io sento. Ok. Sì, sentiamo. Ok, no, condivido quello che diceva adesso Beatrice sul fatto che appunto saremmo giudicati post pandemia, quando ritorneremo alla normalità, su come riusciremo a spendere i 209 miliardi del recovery e ovviamente anche su come e quanto riusciremo a convincere i cittadini europei a vaccinarsi. Ho una domanda per entrambi, sia per Beatrice che per il professor Crisanti, che è questa. Le regioni contestano, professore, i 21 parametri che hanno definito le zone gialle, arancioni e rosse, e stanno chiedendo che i parametri vengano ridotti a 5. Il ministro Speranza è contrario a questa riduzione e si teme che si andrà allo scontro. Beatrice Lorenzin prima ha sottolineato come la sovrapposizione tra competenze e il conflitto tra i diversi livelli istituzionali, vedi governo e regione, e la necessità straordinaria che abbiamo percepito di una regia unica e di una uniformità dell'azione per essere più efficace, viene sottolineata ancora di più in una regione come il Veneto, dove si continua a parlare di autonomia, ma quando però poi c'è da prendere delle decisioni scomode si rimanda al governo centrale, no? Quindi c'è l'assurdità che anche il governatore continua a chiedere autonomia, salvo poi, diciamo così, fare un passo indietro e dire è colpa del governo. Ora, su questi 21 parametri c'è una discussione, volevo sapere cosa ne pensa il professor Crisanti su questo e anche l'onorevole Lorenzin. Grazie. Guardi, io sicuramente c'è un problema di trasparenza, nel senso che molto non si sa come questi differenti parametri vengono pesati, e poi sicuramente è anche vero che molti di questi parametri, per essere veramente efficaci, hanno anche bisogno di perlomeno di uno scheletro di contact tracing che possa funzionare, perché alcuni di questi parametri chiedono il tempo di diagnosi e presenza di sintomi, sul numero di tamponi, sulle letti terapia intensiva, sui letti in ospedale. Comunque poi alla fine sono dei parametri che il governo ha deciso e secondo me ci crede, ed è bene che li utilizzi, perché sono uno strumento per ribadire, perlomeno in piccolo, che alla fine c'è una regia nazionale che gestisce l'epidemia. Qui se una regione sbaglia c'ha delle conseguenze per tutti quanti. Questa è una cosa che ce lo dobbiamo mettere in testa. Non è che possono fare come vogliono. Scusate il dialetto romano, qui siamo in Veneto, ma ecco, insomma. Anch'io, perché siamo in due. Ottimo. Quindi io penso che questi parametri sono stati decisi
dagli esperti, il governo ci crede, che li applichi fino in fondo. Ecco, io penso così, che debba fare così, lo dico sinceramente, non è un mercato qui a Piazza delle Erbe che stiamo a discutere quanto costa una cosa piuttosto che un'altra, insomma. Ecco, io penso che sia assolutamente sbagliato questo atteggiamento, perché poi chiaramente i presidenti delle regioni erroneamente pensano che il colore giallo, rosso, arancione sia un voto. Bisogna spiegargli che non è un voto, non è che su questa cosa si giudica la loro capacità di governare la regione, e questo è, secondo me, c'è anche questa componente qui, no? Come se volessero fare a gara, io sono più bravo dell'altro. Questo pure è un altro elemento che secondo me inquina il rapporto con lo Stato, no? Perché in qualche modo loro si sentono i rappresentanti dei cittadini e pensano che la gestione dell'epidemia poi porti a un dividendo politico che poi purtroppo in qualche modo ha portato. Ecco. Grazie professore. Beatrice? Molto lucida l'analisi del professor Crisanti, onesta intellettualmente, cioè il problema è un'iperpersonalizzazione anche delle politiche regionali, quindi se tu li interpreti questi semafori come una specie di voto, dopodiché è ovvio che tu non ti vuoi assumere la responsabilità delle chiusure, pur avendo condiviso tutti i principi, perché ricordiamoci che c'è anche una cabina di regia dove sono dentro presenti le regioni, ma vuoi scaricare su altri la responsabilità di chiudere e quindi poi di avere la responsabilità della parte economica, ma vuoi anche però nello stesso momento, come dire, fare l'altro canto, chiedere la sicurezza sanitaria. Le due cose insieme non vanno, e noi questo però non abbiamo memoria storica, per questo dico che a un certo punto basta chiacchiere e bisogna dare una linea chiara, unica, con gestioni di comando e controllo, perché dall'inizio di questa crisi noi assistiamo a questo, su ogni tipo, anche prima del lockdown si chiude, non si chiude, non chiudere, poi le mascherine sì, no, è finito il virus, abbiamo passato tutta l'estate in dibattiti tra esimi personaggi che venivano presi da un lato o dall'altro come una tifoseria, se il virus era morto oppure no. Ma ce lo siamo dimenticati? Allora, su questa cosa la gente poi è andata ancora più in confusione, ha perso fiducia non solo nelle istituzioni, anche nelle istituzioni sanitarie, quindi c'è molto da recuperare da questo punto di vista. Questo è stato, diciamo, una cosa intollerabile che non si può più accettare. Sui parametri, non sono io che posso dire se i parametri funzionano o meno, perché è il frutto di un lavoro molto attento, profondo e analitico su molti aspetti. Quindi io a questo punto, in piena fase 2, cioè in una piena fase di una seconda ondata, mentre abbiamo le terapie intensive piene, io mi occuperei più di far sgonfiare quelle terapie intensive piuttosto che mettermi a discutere se i parametri devono essere 5 o 21. Poi non la toglie che con anche buon senso, in una fase finita questa fase di emergenza, si fa un check di quello che ha funzionato o no, perché anche questo è stato un esperimento, cioè non c'era un manuale prima di come gestire un'ipotetica seconda onda del Covid, è stato creato, quindi con buon senso, senza anche qui farne delle cose ideologiche, si vede le cose che hanno funzionato meglio, quelle che vanno ritarate, se devono essere 5, 7, 8, cioè non è certamente il numero, e per creare quale strumento? Uno strumento chiaro per i cittadini, questo sì, noi dobbiamo pretendere una pubblicazione di tutti i dati, così che il cittadino possa anche sentirsi più responsabile, cioè se nella tua città, nella tua piazza dove hai tante attività, dove tu hai anche un'attività, vedi che questa cosa rischia di farti chiudere, forse sarai anche tu stesso più responsabile, più responsabilizzato, più ingaggiato in questa atroce battaglia dove veramente lo so preso pure io il Covid, quindi è proprio, cioè uno può stare proprio attento, ma se lo piglia, se l'indice RT sale così. E in seconda battuta, a usarlo i decisori, cioè gli amministratori regionali, i sindaci, i capi di dipartimento prevenzione in coordinamento, per calibrare meglio le azioni da fare sui singoli territori, con ragionevolezza e non facendo di tutto un elemento di scontro politico, appunto per lucrare consenso, che è una cosa intollerabile. Cioè è intollerabile questo
questa atmosfera terribile che c'è, come se ci fossero due paesi, uno che viene rappresentato con una guerra atroce e l'altro che sta soffrendo tantissimo nel territorio. Cioè noi dovremmo essere in questo momento tutti uniti anche nelle nostre differenze per combattere l'epidemia laddove serve. Quindi questo è sicuramente un indice ancora di immaturità, questa cosa che sta accadendo. Grazie Beatrice, sono 3 minuti alle 8 e siccome so che avete, in particolare Beatrice ha un'altra iniziativa a breve, sempre con il Partito Democratico, in questo il Partito Democratico sta svolgendo un ruolo informativo molto importante ed è importante avere degli interlocutori seri che fanno informazione, quindi davvero questa sera vi lascio perché vorrei che la mia collega Lorenzin, mamma anche lei, avesse il tempo di vedere prima dell'altra iniziativa i suoi figli. Devo dare da mangiare ai bambini e poi comincio l'altra. Esatto, attività essenziale anche questa. Ringrazio tantissimo davvero il professor Crisanti, è stato un onore, un piacere averla con noi. Grazie a voi. E spero che ci siano altre occasioni. Sono state più di 200-250 le connessioni, una media di 150 visualizzazioni di questo incontro e mi auguro insomma che ci siano altre occasioni per parlare insieme e coinvolgere il nostro pubblico. Grazie Alessandro Bisatto per insomma rappresentare i sindaci, lo hai fatto bene, lo fai sempre, lo hai fatto bene stasera. Grazie ad Anna Maria Bigonna nel suo ruolo di consigliera regionale e di vicepresidente della Commissione Sanità. Ci rivediamo presto, un grazie grandissimo anche alle tantissime che ci hanno seguito questa sera e alla regia, chi sta dietro, che ci ha aiutato insomma a organizzare questo incontro che spero sia risultato interessante. Buona serata, grazie a tutti. Grazie professore, grazie Beatrice. Grazie, un abbraccio. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie, ciao a tutti.